Allora, in un modo o nell'altro siamo arrivati poi al nodo cruciale territoriale e regionale. Per carità, l'autonomia ancora non c'è, però la regione in ambito del commercio ha degli ambiti di azione e di intervento. Cosa avete progettato, cosa state facendo per rilanciare, per aiutare in qualche modo a rilanciare i piccoli centri, il commercio locale, insomma quello che le categorie lamentano, che ha introdotto il Presidente, poi adesso tanto Franceschi quanto Cattolin magari aizzeranno un pochino come problematica. Intanto è stato fatto un grande lavoro di sinergia tra noi, tra la regione e loro. E le categorie. E le categorie, sì, perché loro hanno, come dire, quotidianamente la mappa, sia delle cose positive che di quelle negative. Quindi c'è un incontro tra categorie no, guardi, tutti i non provvedimenti... Non datelo per scontato perché non hai per... diciamo. Però io sono molto sereno a questo punto di vista. Tutti i provvedimenti che abbiamo fatto li abbiamo scritti con loro, tutti. Un po' meno con i consumatori, ma poco meno. Cioè, i consumatori mi date cosa da fare e mi esegui i compiti per casa. Pide questo cosa voleva fare. Sembra vero. No, l'ho sempre fatto con loro perché tanto sono convinto che bisogna avere degli interlocutori che siano consapevoli di quello che sta accadendo. È inutile che l'assessore si mette a fare il fenomeno in ufficio e a inventarsi le cose. Come ho fatto con gli artigiani per la legge sull'artigianato. Ho chiesto agli artigiani di cosa avessero bisogno, punto. E abbiamo fatto una legge che aspettava da 20 anni, abbiamo fatto una legge sull'artigianato, ci abbiamo messo sopra 20 milioni di euro e adesso con loro stiamo declinando anche l'uso di questi 20 milioni di euro. Sul commercio, intanto noi abbiamo puntato moltissimo sui distretti del commercio, proprio perché, come diceva lei, sottolineandolo prima, c'è questa esigenza non solo di mantenere ciò che c'è nei nostri centri cittadini, ma di essere attrattivi di nuove attività, perché immaginare le nostre città con banche e assicurazioni che poi alle 5 chiudono e il sabato e domenica non c'è più niente, è davvero una cosa che servono anche quelle, però è il negozio che dà vita, che diventa anche presidio di sicurezza, che diventa attrazione a sua volta anche culturale, che poi diventa un commercio che è molto umano, umanizzato. E allora noi abbiamo deciso di investire sugli studi del commercio, li abbiamo costruiti con loro, per cui se ne che piace si colpa anche su Adeori, e devo dire, battute a parte, che in realtà stanno avendo molto successo, perché noi abbiamo oggi abbiamo riconosciuto nel 2018 58 distretti del commercio e altri 7 li abbiamo riconosciuti. Cosa vuol dire tradotto per il cittadino che ci ascolta? Allora noi mettiamo, in buona sostanza, definiamo un'area che è quella del centro città fondamentalmente. Sì. E noi mettiamo delle risorse importanti a questi distretti che sono formati dal comune, le associazioni di categoria e i commercianti. Noi mettiamo delle risorse sia per investimenti strutturali anche a livello proprio comunale, logistico, sia direttamente ai commercianti. E mettiamo risorse proprio per fare questo fondamentalmente, per aiutarli a continuare a fare commercio nei nostri centri storici. E abbiamo messo 5 milioni, abbiamo messo nel 2019 e adesso io nel collegato, do questa notizia agli amici qui presenti, metteremo 9 milioni, io ho chiesto, adesso bisogna essere in consiglio, ma sono pronto a fare battaglia, 9 milioni ulteriori sempre per i distretti del commercio. Devo dire che su questo io ho sempre ragionato, anche non solo con le associazioni di categoria, ma anche con le opposizioni, io ho sempre cercato la collaborazione. Cioè se l'opposizione ha delle indicazioni interessanti a darmi, io non ho nessun problema, come dire, preconcettuale ideologico per non riceverle. Tant'è vero che tutte le iniziative legislative fatte in tema di commercio e di economia sono state votate tutte sì, o all'unanimità o al massimo con l'astensione di qualcuno, e questo posso assicurare che è un po' una sorta di miracolo. Abbiamo poi i luoghi storici del commercio, è un'altra iniziativa anche questa, lì faremo un bando da 2 milioni di euro e ho fortemente voluto anche i bandi per l'imprenditoria femminile. Che infatti quello è un altro problema a livello nazionale grosso. Perché insomma, le donne hanno ancora difficoltà all'approccio all'attività imprenditoriale, e proprio il giorno dell'8 marzo, anziché fare robe, magliette così, che poi restano un giorno, in quel giorno ho voluto approvare in giunta l'8 marzo un bando per l'imprenditoria femminile. È andato benissimo e quindi penso che lo ripeteremo ancora.
Ho portato un emendamento sulla scorta di una richiesta delle associazioni, un emendamento che è diventato norma, per cui oggi, visto che si parlava prima della grande distribuzione, oggi se uno vuole aprire una grande struttura di vendita, mentre prima bastava solo l'ok del comune dove si sarebbe fatta la grande, esatto. Adesso devi avere l'ok, altrimenti non va, basta che uno dica di no, non funziona, devi avere l'ok di tutti i comuni con termini. Questo relativamente al caso anche di Due Carrare, no? No, perché voglio dire, altrimenti cosa succede? Che il comune che si trova con la vostra struttura di vendita ha gli oneri, ha tutto, no? E in più ha una sorta di indotto che fa bene al suo comune, e i comuni con termini si ciuccia il traffico, ecco, l'altra questione, e chiudono le aziende dei comuni con assolutamente termini. Adesso vi chiedo la parola, solo una domanda, ma il consumo di suolo, non c'era una legge regionale? Noi abbiamo approvato la legge consumi suolo zero, purtroppo non vale per il pregresso, vale per, quella è la questione, non vale per il pregresso, cioè i diritti acquisiti sono diritti acquisiti, però sulle grandi strutture di vendita e sul consumo di suolo zero, dalla legge in poi basta la musica. Chiaro, insomma, abbiamo dato come territorio. No, perché arrivano notizie poco chiare. Sì, prego. Sì, da questo punto di vista, qual è la schizofrenia? Da una parte sui temi del commercio, penso anche dell'artigianato, c'è stato veramente un dialogo intenso, forte, un ascolto delle categorie ma anche dei vari stakeholder per capire quali sono le cose che possono essere utili per favorire rilancio, struttura. Dall'altra la visione schizoide è che per fortuna abbiamo fatto la legge 50 che ha avviato il tema del consumo di suolo, del non consumo di suolo, perché abbiamo chiesto che i provvedimenti anche sulle leggi del non consumo di suolo non incidano su quelli del commercio perché i nostri erano più restrittivi. Ancora 8 anni fa, con vari impegni e anche con l'integrazione importantissima, forse uno dei pochi casi in Italia in cui abbiamo chiesto e ottenuto in maniera anche molto diciamo, attenta da parte dell'assessore Marcato, che ha convinto un po' tutti quanti, diciamo così. L'idea di dire ma perché un comune deve avere solo i profitti a scapito degli altri creando... E questa mi sembra una cosa di buon senso, ma non è stata. Il problema qual è? Che c'è stato un andamento schizoide a volte, da una parte questi provvedimenti che cercano dall'altra legge sul non consumo di suolo, arrivata in ritardo, anche se è una delle prime in Italia, perché questo è il problema già da domandarsi come mai in Italia, che ha comunque creato una condizione veramente di grave situazione, sia dal punto di vista delle imprese, del commercio e dei cittadini che si troveranno a dover avere nei piccoli paesi, non solo quelli montani, ma Bassa Padovana, Rodigina, nel Veronese, l'assenza di operatori economici locali, di negozi, per cui gli anziani, che forse è l'unica occasione per muoversi, andare a prendere, a volte anche un aspetto sociale, si trovano già in tanti paesi in assenza di. Dall'altro abbiamo dei costi che dovremmo sostenere, dai 3 ai 5 mila euro sono stati quantificati dalla Commissione Europea per ogni ettaro, per tutte le aree che oggi sono state cementificate, che saranno desertificate, che non solo sono gli 11.000 capannoni e 5.000 aree industriali, ma tutte queste grandi cittadelle che non saranno sostenibili nei prossimi 5 anni, da 10-15 anni che negli Stati Uniti si dice attenti, noi stiamo chiudendoli un po' tutti. E noi abbiamo, in Francia lo stesso, noi li abbiamo sviluppati. Adesso ricorreremo ai ripari, il che vuol dire che i posteri, cioè non sono tanti lontani, dovremo pagare tasse in più per poter mantenere quei suoli lì che non possono essere rinaturalizzati, no? Per esempio per i fondelli, facciamo tornare i campi. Franceschi, ritornate anche al discorso dei 9 milioni. Io confermo la collaborazione con l'assessore Marcato che ha prodotto quello che era possibile, cioè perché nessuno pensa di poter in qualche modo cambiare in pochi mesi o in qualche anno una situazione fortemente compromessa, perché di questo stiamo parlando, e cioè di come è avvenuto lo sviluppo economico e commerciale di questa nostra regione del Veneto, ma più in generale del nostro paese a seguito degli insediamenti della grande distribuzione. La grande distribuzione ha fortemente compromesso il nostro sistema delle città, perché parlare di commercio significa parlare delle nostre città e sappiamo bene che nelle città il fulcro in qualche modo della vita stessa delle città è il commercio.
Ora, quello che si sta facendo secondo me è quello che è possibile fare, e cioè recuperare una situazione fortemente compromessa, sapendo che ci vorranno molti anni, ma prendendo una strada, una direzione. Esatto. È quella che abbiamo preso assieme, dico abbiamo perché confermo quello che diceva l'assessore, abbiamo individuato degli strumenti che ci consentono ad avviare questo processo di cambiamento, aggiungendo anche un aspetto, secondo me, che dobbiamo in qualche modo anche considerare, del cambiamento degli stili di vita dei consumatori. E cioè io sono fiducioso, io sono molto fiducioso in una rinascita delle città, perché credo che, lo dicono anche alcuni studi che si stanno effettuando, che sta cambiando il comportamento dei consumatori, sempre meno legati all'acquisto di destinazione, ma sempre più legati all'acquisto di servizio. Per questo va preso in attenta considerazione l'esempio, con tutte le ricadute negative che può avere, dell'e-commerce, cioè l'acquisto online, no? E cioè perché ti dà un servizio, non c'è solo la componente prezzo. Allora, perché ad esempio, lo diceva qualcuno prima, la grande distribuzione in nuovi format investe in città? Vi porto solo un esempio. L'IKEA ad Amburgo ha aperto uno spazio nell'area pedonale di Amburgo. Tu vai lì, guardi che cosa c'è, poi vai a prendere il prodotto che hai acquistato fuori. E io dico per fortuna, perché il vero problema che noi abbiamo è che si è fortemente indebolita l'offerta commerciale delle nostre città, e non abbiamo bisogno di altri piccoli negozi che aprono, premesso che bisogna vedere se aprono e se ce ne sono. Abbiamo bisogno di strutture organizzate che in qualche modo adottano dei format che sono utili alla città, che tengono conto delle trasformazioni che le città stanno avvenendo, e questo aiuta in qualche modo il commercio e l'offerta, perché abbiamo bisogno di attrattività. Quindi io sono fiducioso, sapendo che ovviamente la situazione è difficile, compromessa, è fortemente compromessa e ci vorrà molto tempo, però gli strumenti, quelli possibili, noi qui nel Veneto, grazie anche appunto alla sintonia, alla disponibilità dell'assessore, li stiamo prendendo. Perfetto, battuta di chiusura Presidente, dopo chiudo anche con la Presidente dei consumatori. Su questa cosa qui. Assolutamente. Quindi sul territorio. Allora, assolutamente interessante lo schema che ha appena enunciato l'assessore, ma anche il collega. Quello che è importante è che dobbiamo stare attenti a non fare delle città fotocopia, perché è vero che se da un lato abbiamo queste multinazionali tipo Ikea, ma anche tutta la grande distribuzione che sta aprendo i local all'interno dei centri storici e sta in qualche modo saturando tutti i negozi dei centri, basta vedere Padova cosa sta capitando. Tutto questo però crea una fotocopia di città, mentre il piccolo negozio legato... Ma in questo contesto il piccolo può magari cogliere la palla al balzo e rilanciare. Ma infatti non a caso c'è stata fatta questa proposta, abbiamo fatto come Confcommercio insieme con il Comune, e abbiamo avuto Padova ma anche Cadoneghe che adesso sta prendendo in seria considerazione questa cosa, di aiutare il commerciante che vuole riaprire i negozi chiusi. Quindi aiutare, defiscalizzando, cioè aiutando praticamente il commercio e il commerciante soprattutto che vuole investire i propri denari in servizio alla città, avendo dall'altra parte questo tipo di aiuto. Perfetto. Che deve essere, è un aiuto comunque come misurato in 2 anni. Ecco. Vabbè, comunque qualcosa c'è. 22 negozi sono stati riaperti a Padova. 22 non è poco, però non è neanche... Presidente, vuole chiudere con una battuta? Sì, volevo solo dire che stiamo attenti perché si cerca sempre, prima si parlava, i consumatori stanno cambiando. I consumatori vengono, secondo me, troppo utilizzati e non sentiti. Questo è un grosso problema. Allora, quando fa comodo si dice che i consumatori vogliono andare all'ipermercato, quando non fa comodo si dice che vogliono andare al piccolo negozio. In realtà non c'è mai stato il consumatore, perché i consumatori sono tanti, siamo tanti e ognuno... Siamo tutti? Sì,
per quello dico siamo tanti. Prima o poi tutti quanti diventano consumatori. È una cosa importante questa e rendersi conto di questo. Quindi bisognerebbe tenere presente che non c'è mai stato il consumatore che voleva andare all'ipermercato. C'è stata una parte di consumatori che avevano bene l'ipermercato, ma non era una scelta del consumatore. Cioè voglio dire, non diamo al consumatore anche delle responsabilità che non ha. Non possiamo pensare, ma il consumatore deve fare la scelta di cosa comprare, deve essere sano, deve costare giusto, perché poi si sente anche questo, no? Il consumatore che compra il pelato che costa 50 centesimi, non è possibile che ci sia, perché lo compra? Insomma, io chiedo perché lo fanno. Questo è il problema, non perché lo compra, poi è chiaro che troverà sempre qualcuno che lo compra, non deve essere solo un problema di consumatori, ma deve essere una cosa più complessa. E vorrei lanciare all'assessore che magari ci sentiamo un po' di più, che forse su questo, per mettere giù qualcosa anche, ma di concreto. Ecco, questo potrebbe essere una cosa importante. Posso tranquillizzare un attimo il signore? Noi tariamo le nostre scelte proprio sulla base del consumatore, sì, ma veramente centellinata. Certo, ma perché fate le ricerche? Ma le ricerche no, io sto parlando di piccoli negozi. Quindi noi il nostro panel è il consumatore, quindi è tenuto in considerazione, è coccolatissimo, è chi sono le multinazionali che utilizzano il consumatore, ma il piccolo lo coccola e come? E lo esalta? Questo va detto assolutamente. Sì, io non dico che uno, dico solo che non c'è una, non c'è una scienza, no, io voglio dire questo. A mio punto di vista lei ha esposto un attimo il target su quello che è l'uso del consumatore fatto dalle multinazionali con tutti gli studi che ci sta dietro, però non esiste solo questo. Ma ma sono d'accordissimo su questo, mi sono d'accordo anche di essere coccolato, io come consumatore un po' tutti, no, cioè quando come è vero che non è vero, poi siamo coccolati in tante altre volte, ma non è questo, il problema non è essere coccolati, forse troverà anche i peperoni che vengono da Zero Branco da noi. Il problema è avere una giustizia soprattutto sui costi chiari, perché le scelte vanno fatte quando ci sono costi chiari, prodotti chiari, quando è tutto quanto nebuloso diventa difficile per il consumatore. Poi è chiaro che il consumatore può cadere anche in trappole che vengono preparate e preparate ad hoc purtroppo. Questo è, va bene, è la cosa. dobbiamo chiudere, siamo andati fuori tempo basta, deve dire una cosa Franceschi? No. Deve chiedere una battuta? Assolutamente no. Parleremo un'altra volta anche della questione dei saldi, anche se adesso siamo periodo fuori saldi, ma ne rifletteremo. È un bel tema quello. Lo so, è un bel tema quello, infatti non voglio neanche aprirlo perché non abbiamo il tempo a disposizione. Grazie a voi di aver partecipato, grazie ai nostri telespettatori, vi lascio la pubblicità, dopo la pubblicità il nostro Stefano Zerro per parlare di finanza. Grazie, buonanotte.